Francesco Sardena della rete degli studenti medi del Veneto e studente del liceo Curiel. Questa mattina al Curiel è crollato un soffitto. Ecco, voi da tempo parlate della scarsa sicurezza negli edifici scolastici. Sì, esattamente, questa mattina è crollato un pezzo di soffitto all'interno di un bagno della scuola e questa cosa ci ha fatto preoccupare noi studenti del Curiel e anche il rete dei studenti medi che comunque si è mossa subito. E noi vogliamo capire perché sia successo questo, in quanto comunque è già successo in passato, l'anno scorso, l'anno passato a Bronzetti e al Duca d'Aosta e tutt'oggi, nonostante sia stata messa in sicurezza la succursale, la centrale riscontri dei problemi strutturali in questo momento. Nel bagno sottostante, fra l'altro, si notano comunque dei muschi attaccati al soffitto, quindi le infiltrazioni di umidità erano palesi e adesso chi ci dice che non crolli anche quello del bagno sottostante. Quindi volevamo capire come rete studenti medi perché non vengono fatte queste azioni di manutenzione comunque all'interno delle scuole e rischiare di farsi male sul serio e finire nell'ospedale per andare in bagno a scuola è davvero assurdo e grave come cosa. Voi la richiesta la fate al comune di Padova. Al comune che spinga comunque alla provincia e alla regione, perché comunque il comune può fare poco all'interno delle scuole purtroppo. Noi chiediamo in generale allo Stato, se così vogliamo, ma soprattutto alla regione, che è comunque lei che stanzia i fondi, di fare qualcosa di concreto nelle scuole. Sappiamo che comunque i soldi sono pochi, però se un figlio di qualsiasi persona si fa male a scuola è davvero una cosa assurda.